Buongiorno ragazzi, da domani peggiora la situazione, arriva Scipione stavolta, quindi già stiamo inguaiati adesso, figuriamoci da domani, quindi da domani ancora più calore ragazzi, quindi da domani scappate dove volete perché arriverà questo famoso Scipione. Ciao Anna. Quindi in effetti diciamo che in tutta Italia, nelle zone più interne, si superano i 40 gradi facilmente. Quindi ragazzi, prepariamoci da domani. Quindi qualcuno che è più malato, oppure i bambini, di non uscire, diciamo, Castelpagano, no, non lo so, ti dico una bugia. Quindi cercate di non uscire nelle centrali dall'11 fino alle 4, alle 5. Cercate di stare sempre ben idratati, bevete, perché da domani ragazzi incominciano a fare sul serio. Quindi diciamo questo Scipione, come lo chiamano loro, ogni anno cambiano i nomi di queste diciamo presenze. Quindi sì, pure qua a Salento, adesso sta morendo proprio. Oggi è una cosa esagerata proprio. Fermo, sto fermo seduto, vedi sto parlando con te, sto sudando, quindi lascia immaginare che pure qua è tosto proprio. Figurati, ha detto che domani è peggiore. E ci dobbiamo sciogliere. Provincia di Benevento, ciao ciao. Quindi ragazzi da domani la situazione è peggiore in tutta Italia, quindi però maggiormente nelle zone interne. Perché lì diciamo vicino al mare forse di meno, ma internamente secondo me si squaglia come dico io in napoletano, quindi ma la cosa più brutta sarà, dicono loro, l'afa diciamo. Poi dicono che in settimana dovrebbe attenuarsi per quanto riguarda il centro-sud. Speriamo bene che si abbassi di 5-6 gradi. Quindi sì, lo devo fare per testio, non ti preoccupare. La verità già avevo intenzione di fare un bel riso all'insalata, la verità. Te lo dico in anteprima forse. Un bel riso all'insalata come si fa qua, che si prepara il giorno prima, la sera, come diciamo noi, che così a mezzogiorno, l'una, diciamo è tutto normale in effetti. Quindi diciamo che così, sicuramente farò così. Ragazzi, vi saluto e vi aggiorno al prossimo video. Ciao a tutti, era giusto per fare un aggiornamento. Ci sentiamo.